Amici, eccoci qua con il nuovo oroscopo della nuova settimana, quindi la nuova settimana che va dal 22 di febbraio al 28 di febbraio 2021. Settimana, diciamo, un pochettino più turbolente, visto che parlando della pandemia, parlando del coronavirus 19, parecchie zone sono arancione per il momento, sperando che le cose migliorino al miglior dei modi. Ma vediamo l'oroscopo, cosa ci dice questa settimana. Ripeto, oroscopo che va dal 22 al 28 febbraio. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Amore. Questa settimana inizierà nel migliore dei modi e in amore non ci saranno particolari problemi. Anzi, finalmente potrete concentrarvi su ciò che vi sta a cuore e ovviamente questo riguarda pure i rapporti affettivi e le relazioni stabili. Se siete single potrete contare su delle meravigliose stelle per fare nuovi incontri, bene soprattutto nel fine settimana. Sul lavoro, attenzione a come vi muovete con gli impegni e progetti. Sarà opportuno non correre troppo e non esagerare con niente. Riflettete bene su ogni piccolo dettaglio, sarà fondamentale. E andiamo col segno del Toro. Il Toro in amore questo momento dell'anno potrebbe riservare qualcosa di inaspettato in amore. Se siete impegnati in una relazione sentimentale, proprio durante questa settimana di febbraio qualcuno potrebbe fare delle scelte importanti o decisive. Per i single non saranno giorni ricchi di grandi novità per i nuovi incontri, ma mai dire mai. La vita purtroppo è fatta di sorprese. Sul lavoro invece ci sarà tanto da fare, anche perché deciderete di dedicare molto del vostro tempo e dei vostri pensieri agli obiettivi professionali. Largo quindi ai grandi sogni e al futuro, ma attenzione alla stanchezza che potrebbe facilmente portare molto stress. Il segno dei Gemelli, che tra l'altro è anche il mio segno. Vediamo, in amore saranno giorni interessanti e importanti questi a venire. Chi si è lasciato da poco oppure si è separato dal partner potrà contare su un recupero in tutti gli affetti, anche nei sentimenti. Anche ai single si consiglia di uscire e relazionarsi per quanto possibile, perché potrebbero esserci dei nuovi incontri. Chissà che non si accenda finalmente un po' di passione per tutti. Sul lavoro invece è il momento perfetto per inseguire i propri sogni nel cassetto. Energie e determinazione non mancheranno certamente. Qualcuno potrebbe iniziare un nuovo percorso e forse sarà finalmente quello giusto per i propri interessi ed esigenze. Il segno del Cancro. Il Cancro in amore questa settimana sarà abbastanza positiva e le stelle difficilmente vi deluderanno. Fatto sta che non ci saranno cambiamenti e passi eclatanti in un rapporto d'amore. Forse
dovreste pensare meglio ad alcuni aspetti della relazione, esigenze e volontà incluse. Per i single, queste saranno delle giornate che potrebbero pure sorprendervi. Sul lavoro invece non mancheranno buone idee in questo periodo, ma bisognerà pensarci bene. L'organizzazione potrebbe essere un aspetto fondamentale per dare il meglio sul posto di lavoro con i propri impegni. Il segno del leone. In amore il leone, questo sarà un periodo di recupero soprattutto per le relazioni che hanno vissuto un momento complicato. Le coppie quindi potranno godersi una settimana ricca di passione e romanticismo. Finalmente si recupererà il giusto equilibrio nel rapporto con il vostro partner. Per i single potrebbe essere un periodo interessante per incontrare una persona speciale, soprattutto nel weekend. Sul lavoro invece voi del leone, in questa settimana avrete tanti impegni a cui pensare, quindi vi servirà la giusta energia per affrontare tutto al meglio. Avanti così, la forza sarà quella perfetta per eseguire un progetto. Un sogno nel cassetto. Il segno della Vergine. Chi ha il cuore libero potrà veramente darsi da fare in questa settimana in cui ci saranno nuove conoscenze. Qualcuno al contrario forse avrà voglia di chiudere una relazione che non funziona. Poi verrà il momento di aprirsi a delle nuove emozioni e a qualche nuovo sentimento. Una settimana decisamente interessante per i nati sotto questo segno. Sul lavoro invece voi della Vergine in questi giorni potrebbero esserci delle soddisfazioni in più. Con il giusto impegno si potranno eseguire i propri obiettivi professionali, ma sarà importante non fare troppa fatica. O meglio, troppo fatica inutile. Dosate le energie, sarà il passo fondamentale per una perfetta settimana lavorativa. E andiamo con la bilancia. La bilancia in amore, questa sarà una settimana interessante e decisamente più ottimista della precedente. Potrete affrontare ogni faccenda di cuore nel miglior dei modi. Non saranno grandi problemi, voi sarete propensi a dare il meglio, il vostro atteggiamento sarà abbastanza buono per quanto riguarda rapporti e storie d'amore. Per voi della bilancia nel lavoro il vostro mestiere non vi soddisfa più come prima, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare completamente orientamento. Le novità e le nuove opportunità non mancheranno di certo. Il segno dello Scorpione. Lo Scorpione in amore, una relazione che non funziona probabilmente avrà poche chance di superare una crisi o un momento no. In questo senso potrebbero esserci dei cambiamenti definitivi nel rapporto col partner. E novità in arrivo in questa ultima settimana di febbraio pure per chi è single, vorrebbe fare delle nuove conoscenze, sente proprio il forte desiderio. Per il lavoro invece, se avete un progetto non sarà il caso di abbandonarlo in un angolo, ma di insistere. Le stelle vi aiuteranno a crederci e ad impegnarvi il più possibile. A maggior ragione se si tratta di un sogno a cui tenete particolarmente. Sagittario, amore. Questa nuova settimana del mese potrebbe riservare un periodo di recupero piuttosto interessante. In realtà in amore non sono previsti cambiamenti profondi per le coppie o per chi ha ancora il cuore libero.
Saranno giorni più che altro sereni, in cui non mancherà il tempo per riflettere su determinate cose importanti. Questo aspetto servirà a tutti, anche a chi attualmente non vive un rapporto d'amore. Sul lavoro invece, occhio a questa settimana perché i troppi impegni potrebbero causare una grande stanchezza. Serviranno tante energie, ma un po' di stress potrebbe arrivare e turbarvi il vostro stato d'animo di questi giorni. E andiamo col Capricorno. In amore la settimana non partirà nel meglio dei modi e l'umore non sempre sarà al top, anzi, queste energie basse e un po' di pessimismo potrebbero facilmente portare incomprensione e discussioni con il partner in una relazione sentimentale. I single che hanno intenzione di conoscere nuove persone dovranno farlo con leggerezza, magari senza troppe aspettative e timori. Sul lavoro invece attenzione al vostro modo di fare sul posto di lavoro perché il vostro atteggiamento potrebbe non piacere ai vostri colleghi, meglio evitare rapporti complicati che potrebbero portare problemi pure sul fronte dei compiti e dei progetti professionali. Il segno dell'Acquario, in amore, in questi giorni potreste essere più affascinanti del solito e la settimana sarà incoraggiante, soprattutto per i single. Chi ha il cuore libero da impegni potrà darsi da fare con un incontro che attendeva già da tanto tempo. Chi invece vive una relazione amorosa avrà un buon atteggiamento, perfetto per godersi le emozioni di coppia in tutta serenità e tranquillità. Nel lavoro sarete piuttosto creativi in questa settimana e penserete a quelli che sono i vostri sogni nel cassetto. Nessuno potrà allontanarvi dai vostri obiettivi e dalle idee che avete in mente per il futuro. E infine il segno dei pesci, amore. Se avete un partner al vostro fianco, lui o lei potrebbe finire con il sorprendervi alla grande. Per chi è impegnato in una storia, questa sarà una settimana speciale per i sentimenti e emozioni di coppia. Amore a gonfie vele, insomma. Se al contrario siete single, questi saranno giorni in cui qualcuno potrebbe avvicinarsi di molto e scaturire novità per le questioni di cuore. Pesci, nel lavoro le energie saranno decisamente forti e importanti per questa settimana. Sul posto di lavoro potreste impegnarvi da dare prova di quello che siete capaci di fare a capi e colleghi. Non sono escluse anche delle novità per chi non è impegnato o vorrebbe affrontare un nuovo percorso lavorativo. Bene, allora, così abbiamo terminato l'oroscopo di questa nuova settimana che va dal 22 al 28 di febbraio 2021. Io come al solito vi dico continuate a seguire il mio oroscopo, anche perché il mio oroscopo in qualche modo porta fortuna, quindi vi dà tranquillità, serenità e un po' un pizzico di fortuna. Quindi a tutti quanti voi continuate a seguirmi, se non avete cliccato su iscriviti, fatelo, iscrivetevi a questo mio canale, attivate la campanella delle notifiche così quando vado ad inserire un nuovo video vi arriverà la notifica. Ok? Se avete bisogno di me nel parlarmi nel privato, qui trovate i miei numeri nello scroll. A tutti voi vi abbraccio e vi auguro una felice settimana. Che le stelle siano sempre con voi. Parlarmi nel privato, qui trovate i miei numeri nello scroll. A tutti voi vi abbraccio